in questa fase iniziale di partita. 7-1 per la Dolomite Energia, deve scrollarsi, qualche ansia forse di troppo la Tezenis Verona, prova a farlo con il protagonista della gara di andata, come detto, per il classe 96 di Los Angeles, che ha giocato la sua prima stagione da senior alla Brewster Academy di Westboro, un giocatore che per 2 stagioni ha militato proprio qui alla BLM Group Arena e a Trento. Forrai prova a iscriversi subito al match, brucia la retina, ritornare a giocare, campo asciutto e perde il pallone però la Tezenis con l'ottimo lavoro da parte di Udom. La reazione alla Dolomite Energia, Cappelletti ancora il blocco di Langevin. Cappelletti adesso cambia il lato scegliendo appunto Henderson dall'angolo, la specialità della casa. Kevin Henderson che cerca di riconquistarla con lo stesso Atkins, ancora però il possesso per la Tezenis Verona con Simon, si va ancora da Henderson, bomba a rimettere subito in piedi la partita con l'approccio giusto nei primi minuti di terzo quarto. Cappelletti fino in fondo, scivola anche Spagnolo, non c'è fallo, subisce solo un contatto, ne risulta l'errore e la palla conquistata dalla Dolomiti con Flaccadori che supera Sanders, si ferma per l'arresto e tiro e torna a segnare la Dolomiti proprio al photo finish di questo terzo quarto. L'eventuale sorpasso momentaneo, Flaccadori, c'è spazio proprio per Crawford che sfrutta il blocco di Udom, si alza da 2, ma soprattutto Tezenis e Flaccadori ad attaccare, studia una soluzione, cerca di trovare Crawford, ottimo anticipo di Casarin che poi chiama palla al passaggio invece di Cappelletti per Johnson, trova il canestro, c'è Casarin col pallone tra le mani servito proprio da Cappelletti, ancora Casarin rischia di cadere e perdere il contatto con la palla. Henderson, ma cosa ha fatto? La lascia nelle mani di Henderson, non c'è più tempo, quindi sai cosa faccio? Vado subito a tirare, che centro per lui, tutto ovviamente da verificare, sarebbe un canestro veramente incredibile, che adesso può provare ancora nuovamente il sorpasso con Udom, ancora per Forrai, un po' di spazio per la bomba, Forrai tripla per i suoi di salvezza. Cappelletti su Udom, a differenza di atletismo, Udom non riesce ad andare a rimbalzo, Simon poi la lascia, per Henderson, per 2 volte Verona ha avuto l'opportunità di andare a rimbalzo. Flaccadori fino in fondo, poi c'è l'incredibile intervento di Davis e Verona espugna la BLM Group Arena, non c'è fallo su Flaccadori.